Liquidità alle imprese è uno degli obiettivi del governo. Sentiamo Francesca Grimaldi. Stiamo finalizzando il lavoro sul decreto liquidità, garantiremo prestiti fino a 800.000 euro al 100% e aumenteremo le garanzie al 90% per 200 miliardi di prestiti fino al 25% del fatturato di tutte le imprese di tutte le dimensioni. In arrivo, spiega il Ministro dell'Economia, un intervento imponente che porterà liquidità alle imprese. A sostenere l'Italia la vicepresidente della Commissione europea Vestager. Il decreto prevede anche per le piccole e medie imprese di rafforzare il fondo coordinato dal Ministero dello Sviluppo. Entro Pasqua anche il decreto per le famiglie che potrebbe allargarsi a 25 miliardi e include 3 miliardi da destinare a 3 milioni di persone prive di sostentamento. Verrà anche estesa la cassa integrazione che ora copre solo 9 settimane e prorogata l'indennità di 600 euro aumentata ad 800 per gli autonomi ad aprile e maggio. In previsione anche una mini indennità per i 3,7 milioni di lavoratori che abbiano lavorato negli ultimi 2 anni anche per poche settimane. La politica discute delle